A una settimana dalla riapertura al transito di Via Gobbi, dopo la riasfaltatura totale della strada, resta preoccupato l'assessore comunale alla viabilità Renato Boraso. Le due voragini, apertesi all'improvviso a causa del cantiere per il bypass di Campalto tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, lasciano tutt'altro che tranquilli sulla sicurezza di chi percorre la strada. Le spiegazioni di ANAS in seguito alla lettera inviata dal Comune di Venezia non sono state giudicate sufficienti. Non ci hanno ancora risposto come uscirne dai problemi tecnici che generano l'infissione dei micropali nel sottopasso, perché come vi siete accorti si generano delle voragini su Via Gobbi e fino ad oggi è andata bene, ma noi non siamo più disposti a mettere a rischio i nostri concittadini, perché se cadeva qualcuno in quelle voragini non saremmo neanche qui più a discutere rispetto a questa situazione. Pretendiamo una maggiore attenzione da parte di ANAS. Per un'opera di queste dimensioni, si arrabbia Boraso, va realizzato uno studio serio per capire se sia necessario effettuare delle correzioni al progetto. Sulla stessa linea anche la municipalità di Favaro, il cui presidente Marco Bellato invita a cambiare se necessario i sistemi per realizzare il sottopasso.